4.500 metri di terreno. Alel Zafaran Made in Friuli, la scommessa è dall'imprenditore agricolo di San Quarin, Walter Zamuner. Chiacchiere di Chest in Pontade di Vuei. Mandi a Duccia di Natascia Gargano e Vincettazza Vuei Fevelin D, la trasmissione curata di Claudia Brugnetta che va in onda da sede Rai Regionale di Udin. Saluti anche qui che non ascolta via internet in streaming al sito www.fvg.rai.it. Al si chiama Walter Zamunera, è un imprenditore agricolo di San Quarin in provincia di Pordenone e lo vinchi con noi in studio. Buondì. Buondì a tutti. Allora, di troppo tempo che coltiva zafferan? Io ho iniziato a coltivare il zafferan 5 anni fa a livello sperimentale con i primi bulbs nel giardino di chiesa e plan plan ho deciso di buttarmi in queste avventure che non erano conosciute da nessuno all'inizio. Un'avventura propria, no? Perché non è una coltivazione tipica del nostro territorio. Come mai che ha deciso proprio di scominciare col zafferan? È stata un'idea, ma non voluta, proprio deciduta dall'inizio. Cercavi delle coltivazioni tipiche dal Friuli, però o vin la blava di Mortean, o la di Resia, o la zivola di Cavasso, ma noi è di grande, di particolare, tutte snicchie. E allora io decido di provare questa pianta che vive al giardino. E da lì gli è attaccato con la mia storia, con la mia avventura. Lui era proprio tozzato perché il terreno di San Quarino è un terreno magri, no? Sì, avevamo i magredi e è un terreno magri, non è per fare il zafferan. Avevamo massaga con le ploe, terribile da fare, però... Ma allora, ma vengono su bene anche chi di noi altri, se i risultati sono buoni? Beh, i risultati sono buoni perché è stata valutata da un laboratorio, fatto le analisi e due squans, e è venuto fuori che è uno tra i migliori che vengono in Italia e anche al mondo. Addirittura. Chi in Friuli ha qualche altra piccola coltivazione però di zafferano, proprio le uniche, no? Mi sembra che sì, no, hai anche che di Rivignan e altri dalla parte della Pedemontana. Di Pordenone, sì. Ma coltivare zafferano è un lavoro impegnativo e anche magico un po' perché di miliardi di bulbi se si chiappa in su pochi grams di polvere, no? Nelle polvere sono i steams, sì. tutta la parte intera. Sì, che si chiappa fuori sì. poi alla fine è pochissimo confrontato, no? C'è tanto lavoro che è da lavoro. Sì, per fare un gram vogliono 200 e 200-250 flowers. E tu, per esempio, dal 2014, troppo zafferano all'arrivata tira su? 350 grams. Di 70.000 di 70.000 bulbis, sì. Che per far capire il tipo di lavoro che è da urno, la coltivazione del zafferano. È stata anche un anno, massa plovosa e non era il clima tan buono e quindi tanti flowers non sono venuti su. Quindi hai perduto un buon 30% di quel che doveva venire. E anche la raccolta gli fate tutte a mano? Abbiamo fatto tutte a mano per scelta personale, anche perché il prodotto è migliore, lavorato a mano, sì. Insomma, lui ha deciso di fare questo, ma lui non è nasciuto come agricoltore, no? Lui ha fatto un altro tipo di scuola, c'è il suo percorso. Io ho fatto l'IPSIA, sono un tecnico delle industrie meccaniche e la scuola non mi ha insegnato il mio mestiere, io lo avevo dal sangue. È una roba che ho sempre avuto fin da piccolo di lavorare ai champs, di via di la natura, i trattori e tutto che gira intorno all'agricoltura finché sono arrivato a avviarsi la mia piccola azienda. E lui lo fa da solo questo, no? Per il momento lo fai da solo. Chi sta ha intenzione di ingrandirmi, di mettere un ettaro più manco di terra con 250.000 bulbos e con altri 6 nuovi agricoltori. Sì. O mettessi in rete, dunque prova a fare di più grande. Fa una rete di impresa, sì. Interessante. Allora lui insomma faceva un altro lavoro, poi a un certo punto, quando è giovane, ha deciso di provare a fare l'imprenditore agricolo. Come lui è contenta del suo lavoro? Io sono più che contento, perché le soddisfazioni arrivano. Alle fatica a lavorare alla terra perché è bassa, però i risultati sono tan grandi, più di quel che speravi. È un prodotto di qualità, no? Anche di altissima qualità. Non per vantarmi, ma perché a Milan di due squans che ho incontrato per strada mi ha detto che tu hai un prodotto unico. E poi lui al c'era anche di sperimentare con questo prodotto, per esempio di poca l'ha fatto il gelato al gusto di zafferano. Sì, io ho conosciuto Alessandro Scian, che è da Cordenons, alla gelateria lì, e lui conosceva già il zafferano
faceva già il gelato al zafferano, però non con me. Quando mi ha conosciuta, l'ha provato il mio prodotto, adesso l'ha deciso di comprare dove da me, dopo solo che il me, perché è a chilometro zero come che va di moda adesso, però è un prodotto di altissima qualità. La differenza si sente, immagini, no? Si sente già dal profumo particolare e dopo comunque tutto il resto è buono. E sempre gli grandi prodotti che si fanno in quel zafferano, lui fa anche altri robe, per esempio fa dei cioccolatini con il zafferano. Che lì è stata la prima collaborazione che hai fatto con Fabrizio Facca dalla pasticceria di San Querin. Lui ha deciso di provare a fare un cioccolatino con il zafferano e la cioccolata bianca e le mandorle. Alla messa da 2 squanze è venuta fuori questa pralina che è veramente buona. E dopo lui ha fatto anche un esperimento con i formaggi, con una marca di Avian? La marca di Piancavallo, sì. È un formato è stato particolare, fatto all'ultimo momento, così in televisione, anzi perché era un'idea che mi balinava già da un bel tocco di tempo, ma non ho mai avuto modo di conoscere un produttore di formati. Io ho conosciuto la Malga, gli ho cercato il formato che fanno loro e gli ho detto, quasi quasi provando a fare un formato con il zafferano dentro. E è stata apprezzata, anche il mio amico chef Robert ha detto che Robert Tonialo, un chef sempre anche lui di qua. E dunque lui insomma ha tante voglie anche di sperimentare, anche uso differenze dal zafferano. Continua fa tutto un piccolo aneddoto di che il suo zafferano è stato conosciuto anche dal chef Rubio, che è il famoso chef televisivo che lui l'ha incontrato in fiera per non cucinare là che il suo prodotto è stato ospite. Sì, io sono stato ospite in 3 eventi della fiera. Un show cocktail, come che dicono adesso, è stato un aperitivo con Alessandro Scian, Federico Cremasco, che è di Polcinigo, e un altro fantastico che ha lavorato con me col zafferano, Carlo Santarossa, e hanno preparato una tartare di char di manzo con un biscotto al zafferano, quelli di timo e un gelato alla senape. Lui ha attaccato non tantissime facchette. Potino di come che la sua scommessa iniziale è vinciuta? È vinciuta, anche perché sempre in fiera io ho conosciuto il chef Maximilian Zedelmeier, che è tedesco di origine. Ha imparato a cucinare qui in Toscana e la cucina italiana la conosco bene. Ha provato il mio prodotto e mi ha detto, Walter, io lo vuoi anche viarci il mio ristorante, vuoi il suo prodotto qui, per sé che è veramente buono. Quindi io ho vinto tutte le scommesse che avevi fatto. E dunque, come dicono i programmi per il futuro, un po' non lo ha già detto, no? Continuare su queste strade, ma anche fare di più. Sì, io da fare di più perché la domanda è tanta, il prodotto è sempre poco. Io ho fatto un mese e mezzo prima di finire il prodotto che avevi. E adesso mi vuol tanta roba, perché sono stato conosciuto in quasi tutta l'Italia o comunque... Dunque domande in diverso prodotto, sì. no? Dunque aumentare la domanda, sì. io ho bisogno di fare più produzione. Sì, io ho bisogno di fare manco 2-3 kg all'anno. E i teams da semina, insomma, quando si plantano i bulbis, c'è un nome tu come? Come la pianta è ferma, è in fase di fine vegetazione. Attaccherai la semina ad agosto, per avere i primi flowers a ottobre. Bellissimi flowers sì. viole dal zafferano che fanno bellissimi chiams. Il champ plain di flowers è una roba... Uno spettacolo. Sì. Dopo vengono i problemi. Che dopo al venire il lavoro di tirare su. Bene, allora si arrivati in son, ringrazio i nostri ospiti, Walter Zamuner, per essere stato con noi, complimenti per intraprendente. Grazie anche a Arianna.